C'è bisogno di difendersi a questo punto? Sì, altro che, c'è bisogno, e non solo di notte, anche di giorno. Dovremmo difenderci arma con arma, secondo me, secondo tanti. Adesso c'è la legge che deve essere attivata, approvata, ma non va bene neanche questa, non so come arriveremo. Ecco, questo è il discorso. Non abbiamo nessuno, siamo in balia del vento, proprio del vento e della giornata. Non c'è istituzione, non c'è niente di niente. Come difendersi? Si può difendersi, grazie. Per non essere copai, perché qua si ha paura, sa. Paura, perché ora si può strappare il collo, cavarte via i cini, tutto, perché non si sa dire cosa fare. Il famoso spray peperoncino, sì, è meglio. Poi qua a Zelerino ne succedono tante. Che zona è questa di Zelerino? Tranquilla? Insomma, ne accadono tante cose. Secondo te è da valutare anche l'idea di portarsi dietro un'arma? Sì, può essere, ma dipende anche comunque dalla zona che si va a frequentare. Io non tengo arma, però sì tengo qualcosa, una bottiglia, qualcosa per difendermi, sai? Bisogna difendersi. Io penso, non lo so, perché il mio paese di sicuro che uno si difende. Da dove vieni? Santo Domingo, Repubblica Dominicana. La legge deve provvedere perché noi siamo persone che manteniamo l'Italia ed è giusto che siamo tutelati dal nostro governo.